È iniziata a Porto Torres la giornata in Sardegna di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, vice premier e ministro dello sviluppo economico, accompagnato da Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti col Parlamento e la democrazia diretta. È stato accolto dal primo cittadino pentastellato Christian Wheeler, che nel comune ha implementato il reddito energetico, un modello che potrebbe essere esportato in tutta Italia. Di Maio ha poi incontrato i cittadini in piazza Umberto. Il tour elettorale a sostegno di Francesco De Sogus, candidato pentastellato alla guida della regione, prevede anche tappe a Gorno-Stramazza per un incontro con gli agricoltori e un comizio a Cagliari in serata. Queste alcune delle dichiarazioni del vice premier fatte a Porto Torres. Noi adesso inietteremo nell'economia sarda per 226.000 persone il reddito di cittadinanza, altre decine di migliaia la pensione con quota 100, che significa che si liberano altri posti di lavoro per giovani e meno giovani che non ce l'hanno. Investiremo nelle start-up innovative, c'è il nuovo fondo di Venture Capital da 1 miliardo di euro. Alla fine c'è il fondo di Venture Capital per le start-up che ci consentirà di investire nelle idee innovative dei giovani sardi. L'obiettivo è far restare qui i giovani sardi e non farli andare via. Questo è quello a cui stiamo lavorando e reddito di cittadinanza, quota 100 e fondo di Venture Capital per le start-up servono a questo. In più 1 miliardo di euro in più nella sanità, non abbiamo risolto tutti i problemi, ma continueremo nel prossimo anno, nel 2019, a investire nella sanità con il nuovo software per le liste d'attesa. Noi contiamo nel 2019 di accelerare i tempi delle liste d'attesa perché abbiamo investito 50 milioni di euro in un nuovo software che è nella legge di bilancio. Poi un grande saluto ai venditori e ai commercianti ambulanti anche della Sardegna, perché non stanno più nella direttiva Bolkestein. Grazie alla nuova legge di bilancio li abbiamo liberati di una mannaia, ci sono tante altre cose da fare, però adesso non hanno più il terrore che il loro stallo sia messo a bando e comprato da una multinazionale di un altro paese europeo.